Ben ritrovati dalla redazione. Prima di finire in manette ed essere portato nel carcere del Coroneo, aveva creato non poco scompiglio all'interno del reparto di radiologia dell'ospedale Maggiore. Un cittadino poco più che ventenne, originario del Gambia, è stato arrestato dalla squadra volante in quanto ritenuto responsabile di due tentati furti avvenuti nell'arco di poco tempo. La chiamata al 112 è partita dal reparto ospedaliero dopo che il giovane africano aveva assunto, dopo il tentativo di furto dentro il reparto, un comportamento non particolarmente collaborativo. Poco dopo il primo episodio, ecco che il ventenne è uscito dall'ospedale dirigendosi verso un bar della zona dove ha tentato di mettere a segno un altro colpo. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per svariati interventi passati, è stato quindi raggiunto dagli uomini della squadra volante che l'hanno fermato e dopo le operazioni di rito portato nella casa circondariale triestina. Un incendio è divampato al poligono militare di Vivaro, Pordenone, mentre era in corso un'esercitazione dell'esercito nell'area dei Magreli. I militari hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme, forse scaturite da uno sparo da parte di un blindato, dal surriscaldamento dei cingoli dei carri armati. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, dei distaccamenti di Maniago, Spilimbergo e un mezzo speciale per quel tipo di terreno, Unimog, partito dal comando provinciale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Un esposto anonimo, i monitoraggi eseguiti dalla Guardia di Finanza e infine il procedimento per l'ipotesi di reato di truffa e falsa attestazione in ordine alla propria presenza sul luogo di lavoro sono le tappe della vicenda giudiziaria partita a fine 2018 che vede coinvolti come imputati due veterinari del Servizio di Sanità e Prevenzione Animale, di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'ex AS 2 Isontino Bassa Friulana, Andrea Marussi e Diego Ravasin, due soli professionisti a disposizione del servizio contro i 4 impiegati in precedenza a fronte di un centinaio di mansioni all'interno dei 41 comuni di competenza dell'AS. A rappresentare Marussi e Ravasin sono rispettivamente gli avvocati Jennifer Schiff e Paolo Lazzeri, parte civile a Sugi con l'avvocato Luca Macoratti. Negli ultimi 2 anni il numero di pensionati è aumentato lievemente in Friuli, Venezia e Giulia. Ci sono 7 pensionati ogni 10 lavoratori, un pensionato su 5 non raggiunge i 1.000 euro di pensione. Questi alcuni dei dati diffusi dal ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato dati INPS. I redditi da pensione delle donne si confermano nettamente inferiori rispetto a quelli degli uomini, in media del 28,5%. Tale dato rispecchia la minore e più discontinua partecipazione femminile al mercato del lavoro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno poco nuvoloso per possibili velature in serata, possibile formazione di foschie o nebbie sulla bassa pianura, specie nel Pordenonese. Temperature minime in pianura fra 8 e 11, le massime fra 21 e 24, sulla costa minime fra 12 e 15, le massime fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.